Cari lettori del quotidiano del Piave, c'è un appuntamento che vale bene una sveglia all'alba il giorno di Ferragosto. Come si giudica il canto di un uccello? Il canto che canta lo calcoliamo sulle note che l'uccello fa, capito com'è? Ecco, questa è bella, per esempio, una nota da toro. Il sassello che tipo di uccello è? Ma è un uccello gregario che nidifica in colonia e soprattutto prevalentemente nella tundra norvegese. Ci sono tanti che non sanno che cos'è mantenere e tenere degli uccelli a casa, è anche un sacrificio, perché non tutti sanno e apprezzano queste cose qua, perché anche i cani, i gatti non sanno dove lasciarli dopo quando vanno in ferie e li abbandonano, questo è sbagliato. Cioè, l'ocarino è un canto melodico, un canto non forte, un canto leggero, però con molte noti, sì, bisogna avere l'orecchio giusto perché gorgheggia, no? Mm-hmm. Lei è appassionato di quaglie? Sì. Cosa hanno, che caratteristiche hanno, perché le piacciono? Forse è una cosa non si può spiegare, perché è una cosa che nasce da quando uno è piccolo, viene su con questa passione. Ognuno ha un canto diverso, perché uno che non si intende le quaglie sembra che tutti facciano, e invece ognuno ha il suo canto differente. E dopo noi cerchiamo di selezionare la voce più vicina al selvatico di una volta, che adesso non c'è più il selvatico, è tutto inibridato. Un canarino si accontenta di poco. Sì, si accontenta di un becchime che può essere o scagliola, come in questo caso, una miscela di semi, e il bere ogni giorno. Perché si chiamano porcellini d'India? Soprattutto si chiamano porcellini d'India per il suo ui ui ui, che sarebbe porcellino, maialino, è lo stesso verso che fa il maialino. D'India perché? Perché quella volta che Cristoforo Colombo è andato in America pensava di essere andato sulle Indie. Cosa si pesca qui nel vostro fiume? Diciamo dalle trote, il cavedano, il barbo, qualche temolo abbiamo immesso, però diciamo la maggior parte sono trote. Sono le 8 del mattino e la gente comincia ad arrivare a frotte, perché per i vittoriesi questa è una tradizione irrinunciabile. Presidente Uliana, la Fiera degli Osei di Vittorio Veneto è un rito secolare, ma che origini ha? È una mostra antichissima, al pari della mostra di Sacile. Le origini si perdono a notte dei tempi, non ci sono documenti storici, c'è qualche cenno che la fa risalire al 1200 addirittura. Abbiamo una serra cinofila, abbiamo l'agility dog, molto bella è l'esercitazione di cani da salvataggio, è molto apprezzata, devo dire che è commovente vedere la dedizione che ci mette il cane per salvare il suo padrone che è in acqua, insomma, è molto bella. Abbiamo anche dei rapaci, abbiamo anche dei pescatori, per cui insomma cerchiamo di andare incontro anche a quella che è l'evoluzione del mondo animale, insomma, di assecondare a quelli che sono gli interessi. Lei è Katia, è l'aquila delle steppe, ha quasi 11 anni. È un esemplare che adesso vedete tra l'altro in muta perché sta cambiando il piumaggio, quindi ha qualche ciuffetto di piumino che spunta, però è un esemplare in ottimo stato, è molto bella e pesa 4 kg, 2 metri di apertura alare, è abbastanza ingombrante.